portare avanti alle iniziative. Grande Sud del leader provinciale Michele Cimino rilancia il sostegno alla candidatura di Salvatore Pennica a sindaco di Agrigento. Vi è tanto entusiasmo attorno alla scommessa del movimento politico Epolis per governare la città dei templi ed il partito di Michele Cimino vuole impegnarsi da protagonista. Nel frattempo Pennica ha incontrato i 30 aspiranti consiglieri della lista di Grande Sud e nel corso della riunione politica è stata sottolineata la necessità di dare impulso e determinazione per una vera discontinuità rispetto al passato, volendo creare condizioni e prospettive di sviluppo nel territorio agrigentino senza polemiche, ma con la forza di progettualità serie e credibili per la città dei templi. Michele Cimino ha affermato tra l'altro la volontà di creare le condizioni perché ci sia una squadra che duri 5 anni e si assuma la responsabilità del rilancio di Agrigento. Come Grande Sud noi da sempre abbiamo lanciato una proposta politica che era quella della volontà di avere un nostro candidato sindaco che potesse essere fortemente radicato nel territorio e che possa lanciare una proposta innovativa. E abbiamo in questo senso sposato la proposta dell'avvocato Pennica perché è una proposta che nasce da un mondo di giovani imprenditori, professionisti e soprattutto della società civile. In questo modo si crea la possibilità realmente di ascoltare le istanze del territorio e dare maggiore spazio a quegli agrigentini che si vogliono impegnare in politica direttamente. Io spero tanto che sull'avvocato Pennica si riesca a costruire una coalizione che non è la coalizione predeterminata o predefinita, ma che è la coalizione che vuole assumere l'impegno di affrontare tutte le emergenze, di affrontare insieme i problemi di questa città, senza alcuna polemica, nella consapevolezza che Pennica può rappresentare per la sua storia personale soprattutto la coerenza. Chi non tradisce perché sia al governo, perché sia all'opposizione, la coerenza di rispettare gli amici del passato e gli amici del futuro e soprattutto ritengo quella che è mancata in questi anni anche la competenza di saper leggere gli atti amministrativi e fare le istanze sia a Palermo che a Roma.